Luciano Finesso, il Circolo Culturale Conegliano, si fa promotore della seconda edizione di questa Conegliano con gusto, qui insomma nella zona dello shopping center. Come è andata la prima edizione e quante persone sono attese in questa seconda? Allora, questa è la seconda edizione, sono già prenotate per il pranzo circa 290 persone, 280-290. La seconda edizione abbiamo voluto tornare a farla in questa sede per due motivi. Primo motivo di carattere, diciamo, un po' di memoria storica. Questo è il luogo dove si ricorda un po' il percorso industriale della famiglia Doppas e di tutto quello che significa per lo sviluppo economico e sociale di questa realtà, di questa nostra comunità. In secondo luogo abbiamo voluto insistere e farla qui perché questa sede, questo luogo, può essere il trade union anche per quello che riguarderà poi lo sviluppo urbanistico futuro dell'area Zanussi. Noi qui abbiamo fatto diversi convegni sull'area Zanussi nel corso del 2025 e riteniamo che questa piazza Fratelli Doppas possa essere un punto di riferimento importante, ripeto, per lo sviluppo urbanistico della città. Lei ha parlato di incontri appunto sul futuro urbanistico di Conegliano. Più o meno in che periodo dovremo attendere delle nuove iniziative e dei nuovi incontri su queste tematiche? Questo riguarda l'amministrazione comunale e non è che è nelle nostre, come dire, possibilità regolamentare i tempi e disciplinare i tempi. Noi possiamo dare solo un impulso in termini di idee, di proposte, di disponibilità, perché riteniamo che quest'area possa essere veramente una situazione che ha tutte le caratteristiche per uno sviluppo economico, sociale, turistico e anche urbanistico della realtà stessa.